Picnic naturista a Monastir. Il 7 giugno, all'ombra di un agrumeto in Sardegna, 18 persone hanno pranzato completamente nude e in più di 200 volevano esserci. Si chiama Naturist Honey Picnic ed è la prima edizione di un evento ideato da Diana De Luca e Simone Muscas, una coppia di naturisti sardi con anni di esperienza internazionale, da Formentera in poi. L'hanno organizzato a Monastir, a pochi chilometri da Cagliari, all'interno della loro azienda agricola e apistica. I posti disponibili erano solo 18, ma le richieste arrivate da tutta Italia hanno superato la quota 200. Un sold out travolgente per un'esperienza dal costo di 20 euro. Il motto dell'evento dice tutto: liberarsi dagli abiti e dai pensieri, perché il naturismo, spiegano gli organizzatori, non è esibizionismo, ma una filosofia, un modo per togliere ogni barriera, tra te e la natura, tra te e gli altri. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se trovi questa iniziativa interessante, anche solo per la curiosità che ti ha suscitato, lascia un like. Aiuta il canale a raccontare storie come questa. In tavola, o meglio sull'erba, c'era il miele di agrumi e il miele in favo prodotti direttamente in azienda, accompagnati da erbe campestri, carube alla brace, salumi, formaggi del territorio e un buon calice di vino. Sapori antichi, biologici, legati alla terra. Nessun dress code, nessun filtro, solo la campagna sarda e una totale sensazione di uguaglianza. 200 richieste per 18 posti. Quel numero racconta qualcosa di più grande dell'evento stesso. Sempre più persone cercano uno spazio per allentare, disconnettersi, respirare. Il naturismo sta crescendo proprio perché offre quello che la vita frenetica ci ha tolto: semplicità, silenzio, autenticità. Che tu la condivida o no, una cosa è certa: in un'azienda agricola di Monastir 18 persone hanno scelto la propria libertà e lo hanno fatto nel modo più sardo possibile, con il miele, la terra e il sole addosso. Grazie per essere arrivato fino in fondo. Se vuoi altre storie insolite, curiose e vere della Sardegna, iscriviti all'Isola in Forma. A Sibili.